Assessore, la Barcolana diventa un'occasione di accessibilità e integrazione anche per i disabili. Sì, un'occasione importante, un evento perché riusciamo a mettere insieme una festa bellissima, straordinaria, dello sport ma anche della natura e di questo mare, con un lavoro che stiamo facendo da tanto tempo insieme alla Consulta dei Disabili, che va sempre di più verso l'accessibilità e la rimozione degli ostacoli, ma non solo per la disabilità, ma per tutti coloro che sono a rischio di esclusione. È un lavoro grande che la Regione sta facendo, la Consulta dà un grande aiuto e credo che farlo oggi, dare questa dimostrazione, pensare a un disabile che possa salire sulle barche che fanno la regata, la bellissima regata della Barcolana, è una dimostrazione pratica di quanto anche lo sport, la natura e le grandi feste, i posti belli come questi possono essere d'aiuto per cambiare veramente una cultura, per una società più giusta, più equa, dove nessuno debba rimanere escluso. Presidente, questa Barcolana è un'occasione per mettere in pratica dei progetti che state facendo con la Regione e anche con Turismo FVG. Noi crediamo bene che una regione deve essere proprio per tutti e in quest'ottica con Turismo FVG abbiamo organizzato questo progetto di grande mappatura del territorio, perché chiaramente se valorizziamo le persone tanto più valorizziamo il territorio, quindi assolutamente questa è una grandissima occasione per noi per rendere accessibile davvero a tutti questa regione, non solo dal punto di vista delle barriere architettoniche, ma dobbiamo abbattere assolutamente le barriere culturali.